Estate 2021, i nastri di partenza a Cagliari, in zona bianca, si parla di cultura, sindaco Truzzu, e anche però di eventi, di concerti. Quali le novità in arrivo? La novità è che ovviamente è partita la stagione del teatro lirico, i classici al parco e Piazza Nazzarri, e che quello spazio di Piazza Nazzarri nel periodo in cui non sarà utilizzato ovviamente dal teatro è a disposizione di tutti coloro che volessero organizzare degli eventi culturali, che siano concerti o altre manifestazioni ovviamente teatrali e quant'altro. So che il calendario che sta gestendo ovviamente l'assessorato alla cultura già ha avuto diverse richieste, molte sono in attesa di conferma e stiamo aspettando di definire. Ricordiamo che sono nomi anche importanti, uno su tutti Max Gazzè, c'è qualche altra anticipazione? No, ma io non seguo io ovviamente i nomi singoli, le associazioni fanno o gli organizzatori fanno la domanda, se quella data è libera ovviamente gli sarà assegnata, quindi poi è alla scelta delle associazioni che hanno anche e degli organizzatori che hanno necessità di riprendere a lavorare come si deve. Bisogno di ripartenza, sindaco Truzzu, per l'estate 2021, quindi la location principale sarà Piazza Nazzari per gli eventi. Ovviamente si torna anche a parlare dell'anfiteatro romano, lì vanno avanti i lavori e il futuro, lei aveva già detto, lì comunque c'è la possibilità di fare dei concerti ristretti, 1000-2000 persone. Ma sull'anfiteatro è in chiusura la gara per la progettazione dei lavori di restauro del secondo lotto. Una volta che saranno finiti i lavori di restauro, nella gara abbiamo previsto anche la possibilità di attrezzare ovviamente l'anfiteatro per poter fare degli spettacoli. Poi ci diranno i professionisti tecnici quante persone potranno entrare sulla base delle nuove norme e come ovviamente allestire l'anfiteatro. Adesso dobbiamo aspettare ovviamente che ci venga consegnato il progetto. Spettacoli, quindi intesi anche come concerti musicali, Assolutamente ricordiamo. sì, su questo non c'è dubbio. Ovviamente siamo nella fase in cui è stata in fase di aggiudicazione la gara per i progettisti. Chi progetterà i lavori di restauro avrà anche l'onere di progettare una sistemazione dell'anfiteatro che permetta la ripresa degli spettacoli. C'è la possibilità, se i tempi saranno rispettati, ovviamente a chi deve fare i lavori, di averlo già fruibile per l'estate prossima o magari estate 2023? Io questo sinceramente non so dirlo, anche perché ancora non c'è il progetto, quindi è difficile ipotizzare i tempi dei lavori finché non c'è il progetto. Appena avremo il progetto definitivo potremo fare delle valutazioni. Il futuro però è segnato comunque. Il futuro è quello di riaprirlo, restituirlo ai cagliaritani, restituirlo ai turisti, restituirlo ovviamente alla fruibilità, sia dal punto di vista culturale, nel senso che si andrà a visitare un monumento importante della città, sia dal punto di vista ovviamente dell'utilizzo per gli eventi. Estate 2021, una battuta finale, sindaco Truzzu, niente alla fiera? Beh, considerando che ci sono i due hub dei vaccini la vedo abbastanza complicata.